mancano medici strutturati e su questo rivolgiamo un appello alla Regione perché metta in atto tutte le strategie, tutte le sinergie per far sì che non manchino i medici trasfusionisti. Non vogliamo vanificare quello che è la possibilità di dono e l'espressione di dono che ci arriva dai nostri donatori dei nostri associati. Un appello diretto all'ULSS e alla Regione Veneto, quella che proviene da Ponzano, dove si è tenuta la 68esima Assemblea Provinciale di Avis Treviso. Necessario per l'associazione l'aumento di medici e infermieri, così da incrementare la possibilità di donare nei fine settimana, periodo in cui la maggior parte dei donatori in età lavorativa è più libera di recarsi ai centri. Personale necessario anche per abbattere le liste d'attesa per il plasma. Il personale sanitario è una delle pecche, del nostro sistema trasfusionale, ma è generalizzato, non solo per il sistema trasfusionale. Qui a Treviso una collaborazione tra Avis e ULSS fa sì che ci sia la possibilità di mantenere aperti i centri di raccolta. A non versare in buone condizioni il centro di Montebelluna, che a causa di un dirottamento di personale è costretto a operare a regime ridotto e ha visto dimezzata la potenzialità di raccolta del sangue e reso impossibile donare il plasma. Criticità anche a Oderzo, dove la raccolta pubblica vede già l'impiego di personale non strutturato e il mancato rinnovo dell'attuale progetto di collaborazione Avis-ULSS 2 potrebbe portare alla chiusura del servizio. Nonostante le difficoltà, Avis Provinciale è riuscito nell'ultimo anno a centrare l'obiettivo di raccolta piastrine per le terapie innovative, che ha visto un incremento del 15%, arrivando a più di 8.000 sacche raccolte. Diminuisce del 2% invece la raccolta di sangue intero, circa 35.000 le sacche, 1.000 in meno dell'anno scorso. La raccolta di sangue intero registra un lieve calo, mentre abbiamo avuto un'impennata della raccolta di piastrine, che è una donazione particolare, e un leggero aumento della raccolta di sangue in plasmafèresi.